Vertice stamani del Comitato Sicurezza in Prefettura di Agrigento con i rappresentanti delle forze dell'ordine, Questore, Guardia di Finanza, Carabinieri, alla presenza del prefetto Romano. Tra i vari punti anche la questione di Lampedusa, che sta vivendo un momento particolarmente intenso. Da un lato l'arrivo degli immigrati che per via del mare calmo aumentano giorno dopo giorno e dall'altro la stagione turistica importante per salvare l'economia dell'isola. In realtà proprio questo governo sta dando una svolta a Lampedusa, nel senso che l'indicazione che ci perviene, che io condivido pienamente, è quella di sollevare il comune e quindi la comunità locale da tutti i pesi relativi alla presenza di migranti. Noi stiamo lavorando per assumere sulle nostre spalle direttamente la gestione di tutto ciò che riguarda i migranti, compresa la spazzatura, quindi i rifiuti, compresi i trasporti necroforici, in modo da far sì che il comune non abbia a soffrire della presenza dell'hotspot. Per cui andiamo proprio nella direzione invece di aiutarlo il turismo. Poi se le richieste sono altre vanno fatte agli altri ministeri a secondo delle materie. Il Ministero dell'Interno questo può fare e questo sta facendo. Era appunto in senso del turismo la protesta, perché giustamente si vengono a mancare introiti, perché si dà un'immagine un po' particolare. Comunque diciamo, a noi risulta che l'isola sì, sia abbastanza favorita dal turismo, insomma, basta fare un controllo veloce sui dati, insomma, il turismo non ne ha a soffrire, anzi la notorietà dell'isola paradossalmente ha pure favorito una crescita costante nel corso degli anni che ha portato ai risultati di oggi. Siamo già a 1000 immigrati, ma in questo momento ne stanno partendo 500. 500. Cioè ormai abbiamo, una delle cose che abbiamo fatto è ingrandire molto la capacità delle navi che partono da Lampedusa, a vantaggio di tutti, separando peraltro i flussi dei passeggeri turistici o isolani da quelli dei migranti. Quindi abbiamo grandi capacità di trasporto, in questo momento stanno partendo 500 migranti.